No, guarda che i gatti qua montano sempre in camper e il CP ha detto che sta storia deve finire. No, digli. È anche sterilizzato. Mi interessa, cioè che... No, ti ho detto di no, che i gatti vengono tutti su sto camper. Io non so cosa hanno sti gatti, cosa ha sto camper, sì che non ho i topi dentro. Niente, ecco, vabbè, ecco. Quante volte l'ho vista sta scena? Mancava il gatto spagnolo. Quante volte ho visto sta scena? C'è anche disordine, guarda che brutte figure mi fate fare col gatto. Guarda. Stiamo vestendo. No, rifammela da capo com'era quella dei 5 bar che dopo sono diventati 50, se no faceva triste. 50 bar per difendere la terra da quelli che non bevono, questi siamo noi. Tutti alcolizzati per difendere la terra, noi siamo qua e non ci impaurirà, siamo gli alcolici, 50 volte. Buongiorno Italia. Tu dirai, ah che bello svegliarsi e veda il mare. Non so, vedo tutte le mattine, c'è questa la distanza tra dove parcheggio io il camper e il mare di Jesolo solitamente. Dicevo, prima che confondessi le immondizie per un riccio che camminava. Ciao riccio, ciao. E che ci facciamo l'ultima mezza giornata di riposo, nel senso che visitiamo ancora un po' negozietti, quelle cose lì, e poi andremo a visitare Parco Güell. Le vere attrazioni di Barcellona ce le abbiamo nei prossimi giorni, cioè te rovino già i video. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing. Piazza Catalunya, se sei un camminatore alla fine è sempre qua che devi scendere, perché da qui partono tutte le strade per le attrazioni, o meglio anche i posti più interessanti, tipo non so il Parco Güell, Barceloneta e la Sagrada Famiglia eccetera. Tutto è facilmente raggiungibile a piedi, voglio dire, c'è una città enorme ma non è che è lunga 40 km. Le Rambla di giorno cambia tutto, no? Ti straconsiglio l'app Mapway. Una volta era l'app Barcellona, adesso non esiste più dal 2024, si integra con Mapway. Con quest'app gli dici dove andare, tipo noi abbiamo scritto Sagrada Famiglia, e lui ti dice passo per passo, guarda, parti da Catalunya, prendi la linea L3 e scendi a Passeig de Garcia, dopo vai avanti, hai capito, e ti dice tutto quello che c'è da fare. In questo caso ovviamente usciamo perché il primo tratto di metro è praticamente l'altra parte della piazza, non ha senso, quindi andiamo a prendere la metro dall'altra parte e poi andiamo direttamente alla Sagrada Famiglia. Comunque usa l'app, è inutile che ti sto qua a spiegare tutto quello che devi prendere, è tanta roba. Memo interno, questo vale in generale per tutti i posti. Se prendi il caffè devi aspettare, mi diceva Caldogno, su un quarto d'ora che faccia effetto, non fa effetto subito, ok? Questo per dire che non dobbiamo andare alla Sagrada Famiglia oggi ma al Parco Güell, quindi riapro la mappa e rifaccio tutto da capo. Il labirinto, adesso con questo ascensore devo andare di qua a straversare e andare di là. Zona universitaria. Tocca anche a studiare. Sì, è veramente un labirinto, porca miseria. Cioè, facciamo solo per Giacomo, perché se fosse per me, cioè per 1,5 km, 2 di tratta, la faccio 1000 volte volentieri a piedi, così vedo un po' i negozietti, vedo un po' di realtà, un po' di Spagna. Poretto gli manca l'unica cosa che gli manca è il sottomarino e la metropolitana, allora prendiamo sta metropolitana. Sono quelle specie di vite da incubo che vedi sui film, no? O su YouTube, dove c'è tutta la gente smonata, incazzata, che dorme nella metropolitana, tutti di fretta, un po' come quel famoso finto ma anche cortometraggio, non so se succede, quello qui i topi, tutti ammassati, metropolitana. Ecco, se esistesse l'inferno credo che sia una cosa simile. Ti spiego una cosa velocissima sulle metro. Allora, tipo la linea verde ce l'hai di qua che va in una direzione e di qua che va nell'altra. La parte verde, vedi, della tratta è quella dove sta andando la metro e ti tirati in parte.
Adesso salta fuori quel che si mette a cantare, quel di YouTube. E domani non lavoro, quindi ce ne siamo distesi. Sono soldi già spesi. Colazioni francesi. Con gli avanzi di ieri. Se non lo facciamo me lo immagino. Che robe. Vallarca, che è l'uscita per andare a vedere il Parco Güell. Come sempre in questo canale a qualcuno può interessare, sto girando metà con l'iPhone e metà con la GoPro. Fragola e banana. I watch the sun go down like everyone. Occhio ragazzo, occhio, vedi quella è la sagrada famiglia che andremo a visitare. No, non la vedi, aspetta che zoom, guarda proprio da Drio, sconta qua, guarda il centro, vedi? È là, è un'enorme chiesa costruita 100 anni fa dall'architetto Gaudì, la quale è ancora in costruzione. Dicono, dopo sai, magari funziona come in Italia, quindi dicono che dovrebbe essere pronta entro il 2024, quindi quest'anno è l'anno finale della costruzione. Un posto perfetto per gli amanti delle salite. Forse metterò della musichetta, forse no. Just a dreamer who dreams of better. Fare un van life che ne è proprio dappertutto. Pensa che uno addirittura era nella Rambla proprio. Ma no, poi furti, perché ti tira do molotov, do bottiglia, do petardi. Che cazzo, serve a Capodanno in centro. Jesus Christ, it doesn't really matter much to me. Without each other's help. Tutta sta strada, tutta sta rottura di cazzo è tutto sold out. Bisogna prenotare. Tutto da prenotare. Esatto, quindi vabbè, tanto c'è tra virgolette, poco da vedere da Parco Güell. Te lo facciamo vedere da qua. Sarà un punto diciamo panoramico con tutti, come ho parlato, panoramico con tutti i mosaici tipo di ceramica. Sai che se arrivi a Capodanno c'è gente come per tutto l'anno. Certo è bello, ma se io ho pochissimi ricordi vuol dire che almeno a me, per i miei gusti, non era nulla di eclatante. Perché di Barcellona della volta precedente mi ricordo tante altre cose, ma il parco qua mi ha fatto una toccatezza. Live as one. Quindi quando ti dicono non serve prenotare, non serve qua, non serve là, invece no, ascolta il Singano e sì, sempre molto prudente, prenota e gioca sempre di anticipo, altrimenti vedi dopo, ma non si sapeva. Poi se devo descriverti anche gli odori, se a Catalunya Saraganza qua sarà merda, un metro che fai, sarà qualche problema con le fognature, come quella volta a Porto Pirone, no? Non serve prenotare, a settembre non c'è nessuno, e io, no, ma io voglio prenotare perché voglio quella piazzola, sono uno preciso, mi faccia prenotare. Arriviamo là, il campeggio ultra strapieno, loro hanno detto, non abbiamo mai visto tutta sta gente, ho capito, ma intanto che tu non hai mai visto tutta sta gente, io mi rischiavo il posto, anche no? Today, I'm just a dreamer. Come dice Alessia che fa schifo, qualche migliaio di euro in più dei biglietti. No, non riusciamo a capire, è anche un locale all'aperto, quindi fa locale, è un parco. Come che a Venezia si limitesse entrate delle persone, nel senso che c'è scritto che qui è una scuola viva, ci sono queste specie di tavoli all'aperto. E qui deve essere esatto la lavagna. Probabilmente attaccheranno una specie di lavagna. No, ci siamo rimasti malissimo perché per carità è l'unica cosa che non abbiamo prenotato, però mai ci si sarebbe aspettati di dover prenotare per un parco. Ok ragazzi, ma guardate che se noi andiamo a casa voi non avete il reddito di cittadinanza come in Italia, sono cazzi amari dopo, senza il turista. Sì dai, facciamo un po' la volpe che non arriva all'uva. Allora praticamente dentro ieri ste monaie qua, che io manco me le ricordo, no qua sopra sì me lo ricordo, oddio no, forse no. Ok. E questa dice che si ricorda lei, io non mi ricordo proprio un cazzo, no mi ricordo queste mi ricordo, ecco che ho le foto, queste robe qua e basta, mi ricordo, nient'altro. Però insomma veramente ci è rimasti male nei Mona tutti quanti, perché un parco metà tutto esaurito, non cagare addosso. Noi non abbiamo questi. Tante cose sono uguali. Scusa, che lavoro fai per non poterti permettere un'entrata al Parco Güell? Niente, non so.
No, non è una battuta buttata tanto a caso, perché credo che se tu sei tipo un miliardario, parli col Paron, gli lasci 30.000 euro, ti fa entrare anche se è tutto venduto, hai capito? Allora abbiamo voluto provare la Fanta A limone, me fa schifo la Fanta normale, ma questa qua è buonissima. è buonissima, A chi non piace la Fanta? e le Pringles alla pizza. Io e Alessia questo frullato energizzante sicuramente con la ganza. Guarda, c'è anche supermercato con i porchi, vedi? E ti mettono il simbolo della serie che scegli tu l'aggettivo. Guarda la mamma col sorriso a 1000 denti perché ha trovato le sue Pringles. Lecito. Esatto, che le cercava tanto, sono quelle blu che aveva trovato alle Canarie. Però guarda che bello, un po' come a Medjugorje, no? Con un'importante attrazione turistica ci vive tutto un mondo, cioè ci vive un'intera città. Di negozi, supermercati, ristoranti, bar, hai capito? Un po' come il Loro Park a Tenerife, con tutto il rispetto, è un posto di merda, tra virgolette, dove c'è il Loro Park. Però essendoci un'attrazione così grande, così importante, i suoi parcheggi a pagamento, ci sono un sacco di ristoranti, di hotel, hai capito? Un altro scooter elettrico. Che strano, è un negozio di frutta e verdura. Perché è pieno di potacerie, tutta roba piena di salse, di cose zuccherate e via discorrendo. Quest'anno va di moda il color pulmin. Anche qui in Spagna le farmacie hanno il logo del serpente o del bisat che secciava il martini. Ho visto un autobus a 6 posti. Se sei da solo o se sei in coppia, una cosa molto interessante sono quegli scooter che li vedo ovunque. Lo Yegola e autobus doppi. Qui ho 6 posti e l'autobus doppio. Vedo anche tanti di questi panifici che stanno nascendo anche in Italia, ossia è il bar che te vende anche il pane. Vedo questa specie di antifurto in tutti gli scooter qua spagnoli, deve essere una cosa loro, anche perché ho visto qualche video su YouTube di come rubano le moto. Arrivano sti qua pallidi, molto pallidi, se non sono razzista, che spacca il blocco a sterzo con 2 pedate e parte via. Mi raccomando, occhio agli alberi dei piccioni che sparano. Non posso consigliarti o sconsigliarti il pacchetto giornaliero, 2 giorni eccetera, perché c'è chi gira solo a piedi, c'è chi gira solo con la metro e noi abbiamo voluto fare solo Parque Güell perché era in salita, era lontano ovviamente con la metro, ma tutto il resto ragazzi, se parti da Piazza Catalunya, cioè bisogna essere veramente presi male per prendere la metro. Quindi anche sotto l'aspetto economico diciamo che una tratta ti costa 3 euro, magari il pacchetto per 2 giorni ti costa 20, ma se tu ti fai 40 viaggi, hai capito? Alessia è diventata l'esperta di metro, vedi? Lei legge, capisce, prende le sue decisioni, è una svolta importante per la sua vita sta roba. Adesso vediamo se il biglietto per una tratta ti consente di scambiare linea senza uscire dalla metro. Mamma mia che labirinti ragazzo. Non voglio dire che è un incubo vivere in questi posti, ma per me è un incubo. Se evitavo di prendere la metro andavo in strada, i stessi chilometri che sto facendo qua sotto ci arrivavo direttamente. Però se non te pari schemi del Call of Duty, ti ricordi che era un Call of Duty che ti andavi sopra? Come quello di YouTube, t'ho detto mica ieri qualcuno che fa ste robe. Allora, una volta scesi dalla sposta poveri, puoi scegliere il Lamborghinino o se no la McLaren. Hai mai visto te una McLaren, Giacomo? Sì, a me piace più il Ferrarino qua. Sì, è più sobria, cabrio, bella. E gli interni da vecchio, ma pazienza. Io ho sempre sostenuto che i veri poveri sono i ricchi, perché sono quelli che hanno sempre fame di soldi, hai capito? Qua per farti una foto sul Ferrarino devi pagare 15 euro, quindi chi è povero alla fine? Come quando vai a vedere i villoni dei ricchi, ti domandano soldi
per venire a vedere casa loro. Io quando trovi tu li faccio entrare gratis su Pullman, che è casa mia, gli offro anche il caffè, hai capito? Quindi chi è il vero ricco? Chi è il vero signore?